Dopo la tragedia di Crans-Montana, su indicazione del ministro dell'Interno, scatta l'innalzamento delle misure di sicurezza anche nella città di Padova. Una decisione presa durante un incontro in prefettura dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, l'ULSEI, lo SPISAL, gli enti locali e le associazioni di categoria. L'obiettivo è unanime: verificare le condizioni di sicurezza negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento della provincia per impedire che stragi come quella della notte di Capodanno in Svizzera si ripetano. È un richiamo fatto a tutti quelli che fanno pubblico spettacolo, agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici. C'è un richiamo al rispetto delle regole, questa è la cosa fondamentale, perché chiaramente c'è questa sensibilità adesso determinata ovviamente dai fatti di Crans-Montana e alla base di tutto c'è cercare di rendere più sicura la clientela che frequenta determinati spazi pubblici. Dai dati illustrati è emerso un quadro complessivamente rassicurante sui controlli già in atto e sulle attività di formazione della provincia. Nonostante ciò, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha annunciato un'intensificazione precauzionale delle verifiche, con particolare attenzione ai locali di pubblico spettacolo e alle situazioni di abusivismo. Ci devono essere le regole chiare. Le zone grigie fanno male, abbiamo visto, fanno molto male, ed è su questo che noi stiamo puntando, e anche le forze dell'ordine insieme a noi. Quindi ben vengano i controlli, purché siano diciamo divisi tra il contrasto e il rispetto per la sicurezza della clientela e invece la sensibilità verso quei pubblici esercizi che le regole le rispettano in toto, ma che magari hanno qualche lieve mancanza, tipo appunto, come dicevo prima, un mancato aggiornamento di un corso di formazione piuttosto che altre pratiche burocratiche, meramente burocratiche.